Secondo la fotografia scattata da Veneto Agricoltura, che porta in primo piano lo stato di salute del florovivaismo della nostra regione, lo scorso anno il numero delle aziende florovivaistiche venete, 1621 unità, è diminuito dell'1%, ma sono aumentate sia le superficie dedicata, con 3.750 ettari, il 18% in più, che le vendite fuori regione, 6% del totale prodotto, più 21% sul 2011. Un report, quello di Veneto Agricoltura, che tratteggia un quadro in evoluzione e denota come gli investimenti in cultura protetta, circa 1.050 ettari, registrano un più 62% per le superfici coltivate in serre fredde e del più 64% quelle in serre calde. Più contenuto l'incremento di superficie coltivate in piena aria, con 2.700 ettari il 6,5% in più. Una dinamica che appare però più legata alla possibilità di sfruttare le serre per la produzione di energia elettrica, che alla reale capacità del settore di attrarre investimenti. Prova ne sia che il calo del numero di imprese è stato comunque sensibile, come dimostrano i numeri nelle province di Padova, 491 aziende, il meno 2,4%, e Verona, 244 aziende, il meno 2,8%, che insieme a Treviso, 337 unità, il meno 0,3%, concentrano oltre il 66% del comparto veneto. Per quanto riguarda le superfici, Padova fa segnare un lieve incremento, 1.100 ettari, più 6,5%, ma perde per la prima volta la propria leadership regionale a favore di Verona, con 1.200 ettari più 60%. Rilevanti incrementi anche in provincia di Venezia, con 564 ettari più 22%, che sorpassa Treviso con 532 ettari più 12%. La produzione complessiva regionale stimata supera i 2 miliardi di piante, il più 16%. Tuttavia, per la prima volta negli ultimi 5 anni diminuisce la coltivazione di materiale vivaistico, il meno 9%, la cui quota sul totale scende al 67%. Nel 2011 era del 79%, mentre aumenta la lavorazione di piante finite in misura più che doppia rispetto all'anno precedente. Diverse le possibili cause, riconducibili ai minori rischi degli investimenti, ad un più rapido ritorno degli stessi, ma anche alla stagnazione della domanda e alla difficoltà del mercato. Resta in ogni caso evidente che per le aziende del settore è indispensabile conseguire la conformità agricola comunitaria, l'accreditamento in base alle norme di qualità sui materiali di moltiplicazione, per poter affrontare la commercializzazione in ambito europeo e allargare così la propria potenzialità produttiva.